Caldo e afa, anzi fulmini e tempesta. Il meteo non ha mezze misure, così dopo il sole bollente di questi giorni si sta andando nella direzione esattamente opposta. Il nuovo bollettino del centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto prevede uno stato di preallarme sulla rete idrogeologica fino a domenica, con un picco di maltempo nel fine settimana che porterà temporali, raffiche di vento e purtroppo anche grandinate. Insomma, il peggio del peggio. È quello che ci segnala la Regione del Veneto attraverso il bollettino della Protezione Civile, quindi forti acquazzoni che arriveranno anche in pianura durante il fine settimana, quindi attenzione alla rete secondaria e attenzione anche e soprattutto ai garage sotterranei dove molte persone tengono le auto, quindi anche beni preziosi. La giornata da bollino rosso per il maltempo è prevista domani, quando le condizioni meteo peggioreranno con intensi temporali che potrebbero generare allagamenti, in particolare negli interrati. Per questo il Comune a Vicenza invita i cittadini a prestare particolare attenzione. La gente così deve passare da un eccesso all'altro. Oggi però la battaglia per il momento è ancora soltanto contro il caldo. Mangio frutta, verdura e cerco di bere sia acqua, ma quando inizio a stancare allora bevo succhi o tè, giusto per cambiare sapore. Quindi anche idratarsi è importante. Sì, super importante. Bevo tantissimo, sempre la bottiglia nello zainetto. Che a me dà fastidio il cappellino, allora la soluzione è questa. E già, ora però i vicentini, dal ripararsi dal caldo, passeranno a doversi riparare da bombe d'acqua e grandinate. Sì, spaventano perché non ci si riesce ad avere il controllo comunque o ad organizzarsi su queste cose, anche solo nell'organizzazione giornaliera, insomma, uscire di casa e si rischia di tornare e non trovare quello che c'era o magari appeso fuori, insomma, è rischioso, insomma, è pericoloso. C'è un'attenzione particolare, soprattutto durante lo sviluppo di questi temporali. Noi praticamente abbiamo delle zone critiche, storicamente critiche della città che vanno in sofferenza, le monitoriamo attraverso la Protezione Civile e chiaramente rispondiamo anche alle chiamate che i cittadini talvolta fanno attraverso i vigili del fuoco o attraverso il centralino della polizia locale. Da domenica sera la situazione dovrebbe migliorare, sperando che almeno tutto questo trambusto meteorologico porti un po' di sollievo e non si passi subito a una nuova intensa ondata di caldo.